Follina si candida a diventare borgo dei borghi d'Italia, una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione arrivata dopo appena un anno di essere entrati a far parte dei borghi più belli d'Italia. Una serata piacevolissima che viene dopo alcuni dispiaceri avuti in settimana. A cosa si riferisce, Sindaco? Mi riferisco a quello che leggo su Facebook o sui media, mi riferisco a qualche concittadino che invece di venire a parlare col sindaco preferisce mettere Follina sotto un aspetto che non si merita. Quando si critica Follina non si critica il sindaco, si critica Follina, invece dovremmo essere tutti amanti della nostra Follina. Ma nel concreto a cosa si riferisce? Ci faccia degli esempi. Sì, mi riferisco a chi ha criticato la pulizia del Corino e mi dispiace perché chi lo ha fatto fa parte ed è seduto nei banchi dell'opposizione, lo sa che ci siamo attivati in questi 4 anni per far sì che il Corino ricevesse degli interventi molto significativi e non da ultimo la pulizia del tratto di Corino che c'è in centro a Follina. Ma poi lei si riferisce anche ad altro, altri esempi, altre situazioni? Sì, mi riferisco anche a quello che ho letto sui nostri cimiteri e io concordo benissimo con questi cittadini che si vedono i cimiteri lasciati un po' a desiderare, però vorrei ricordare che come tutti gli altri anni abbiamo appaltato questo servizio a una ditta che però quest'anno ha mancato i propri impegni e ci stiamo attivando per sostituirla. Sul nostro giornale erano state evidenziate anche le situazioni non proprio belle dei sentieri sulle montagne di Follina. Ecco, quest'anno è stato un anno un po' particolare, da circa 15 anni questi sentieri sono andati in gestione alle nostre associazioni, quest'anno però con il centenario della Grande Guerra sono state oberate da tantissimi impegni per manifestazioni e altre iniziative riguardanti la Grande Guerra e i lavori che dovevano fare si erano protratti un po' nel tempo, bisogna solo avere un po' di pazienza e le cose torneranno alla normalità come lo sono sempre state. Sindaco, ma non è un po' che lei è permaloso e le critiche non le accetta? No, non è questione di accettare le critiche, se le critiche fossero rivolte al sindaco allora io le capirei, ma rivolgerle al comune, cioè mettendo il comune di Follina sotto una luce che non è quella vera, fa solo del male a Follina, non al sindaco.